Eccoci insieme cari telespettatori, buona festività, ogni santi, festa in generale di tutti, ma per noi è l'occasione per parlare di qualcosa che è estremamente coinvolgente, interessante, un'iniziativa che finalmente è ripresa anche in presenza, è giunta alla sua 13ª edizione, stiamo parlando del Festival del Mistero che c'è nella regione del Veneto, ma in realtà questa è soltanto l'occasione per parlare di fatti misteriosi, leggende, storie dell'occulto, cose che possono fare anche rabbrividire grandi e piccini e che riguardano la realtà del nostro paese, della nostra regione, dei nostri borghi, dei nostri piccoli borghi, di tutta l'Italia. Insomma, cose molto affascinanti e coinvolgenti. Per dar vita a questa iniziativa che ormai si ripete nel tempo e finalmente torna appunto in presenza, importantissimo, ci sono volute tante energie, profusione quindi di energie, di capacità, di intelletto, e allora noi vediamo di dare vita dietro le quinte di questa manifestazione, di questo festival. Vi presento gli interlocutori, due degli interlocutori, ma uno in particolar modo è il direttore artistico Alberto Tosofei, ben arrivato qui con noi, ben collegato qui con noi, giornalista, scrittore e appunto direttore artistico di questo Festival del Mistero. Grazie Elena, eccomi. E grazie a tutti quelli che ci stanno guardando. Perfetto, adesso vedremo subito che ci racconterà qualche cosa, però abbiamo il piacere di avere anche in presenza l'avvocato Emanuele Compagno, presidente delle Proloco di Campo Nogara e del consorzio Proloco Brentadige, nonché componente dell'UMPLI. Quindi certo. Perché l'UMPLI? Perché l'UMPLI c'è dentro, cioè vuol dire i piccoli comuni hanno un loro ruolo importantissimo, un modo per valorizzare anche queste piccole realtà del territorio e farle vedere sotto un occhio diverso. Ben arrivato. Grazie a voi, buongiorno. Daremo la parola anche all'avvocato. Allora, io direi di cominciare con Alberto Tosofei, direttore artistico. Perché, raccontiamo appunto dietro le quinte, perché direttore artistico di questo Festival del Mistero? Quando nasce il tutto? Allora, il festival è alla sua 13ª edizione. Abbiamo avuto l'avventura, ci siamo impegnati molto lo scorso anno, di non interromperlo mai, nemmeno durante il secondo lockdown che ci colpì lo scorso novembre, e quindi siamo veramente al 13° anno. È un festival che nasce per volere della regione del Veneto, che io ho creato su stimolo di Franco Manzato, che allora era il vicepresidente della regione, e che viene condotto sul territorio quasi esclusivamente dalle Proloco aderenti all'UMPLI, che fu un'altra delle grandi intuizioni per dare vita al festival, nel senso che il festival si svolge generalmente in una quarantina di giorni. Noi cominciamo tradizionalmente col fine settimana di Ognissanti e proseguiamo fino al primo fine settimana di dicembre, e si svolge in una ottantina mediamente di località. Sono più o meno non le stesse, insomma cambiano con l'andare degli anni, e diamo vita a 120-130 eventi in questa quarantina di giorni. Sono eventi che sotto forma di spettacolo, qualsiasi forma di spettacolo, da produzioni teatrali vere e proprie, visite guidate, rievocazioni in costume, giochi per bambini, presentazioni di libri, conferenze, parlano di ciò che ci appartiene più profondamente, e quindi tutte quelle figure dell'immaginario veneto, a cominciare da strighe, orchi, anguane, massarioi, salbanei, ecco, quindi il popolo dell'immaginario veneto dei boschi e dei laghi, per passare poi a luoghi misteriosi, a personaggi storici anche controversi, da Ezzelino da Romano a Pietro d'Abano, per nominarne due su 1000, e quindi con l'intento di in qualche modo conoscere più profondamente le radici attraverso anche la narrazione popolare, e impadronirci in maniera divertente, perché insomma la conoscenza non è per forza noiosa, no? Ci si può divertire ampiamente, e quindi impadronirci di ciò che ci appartiene più profondamente attraverso il divertimento. Attraverso questa forma, come dire, scelta dal festival, noi abbiamo deciso fin dalla prima edizione di andare oltre la definizione di Halloween. Noi non siamo contro Halloween, ognuno può festeggiare, come dire, il 31 di ottobre come preferisce meglio, ma siccome ciò che Halloween più o meno propone, insomma, dalle zucche intagliate alle strighe, gli orchi, insomma le figure come dire, più spaventose in qualche modo, fino
a questa idea di notte di passaggio fra mondi già esiste in più culture, compresa la nostra, compresa quella veneta, allora preferiamo parlare appunto di notte di Ognissanti. Ecco, abbiamo visto delle foto molto belle, affascinanti, coinvolgenti, che mostrano delle rappresentazioni in occasione di questo festival. Quindi questo festival come si articola sostanzialmente? Ci sono anche rappresentazioni di carattere teatrale, ci sono, ho visto, tantissime location particolari che vengono allestite. Ci sono moltissimi spettacoli, e diciamo che forse l'anima vera del festival è fatta di spettacoli, di rappresentazioni di carattere teatrale che avvengono in teatri, ma non solo, perché avvengono anche proprio nei luoghi stessi delle leggende. E quindi in altopiani, lungo corsi d'acqua. Una delle peculiarità di Veneto Spettacoli di Mistero, che è il nome completo del festival, è proprio quella di riportare le storie nei luoghi. Questo piace molto. E noi fino all'anno scorso abbiamo avuto una media di 82-86 mila spettatori a edizione, sono un numero insomma veramente cospicuo. E quindi insomma vuol dire che la formula in qualche modo è vincente, ma è vincente perché poi vincono le storie, vincono i territori, chi conduce appunto con grande autonomia l'iniziativa su ogni singolo territorio è appunto la Pro Loco, quindi sono persone che quel territorio conoscono e valorizzano volontariamente, insomma con grande anche abnegazione, e questa è una, devo dire, delle chiavi di successo del festival che sta diventando un format, perché proprio in questo 2021 a settembre è avvenuta, ancora in questo caso sotto la mia co-direzione, una iniziativa analoga nella regione Marche, che a partire dall'esperienza veneta ha pensato di riproporre nei borghi marchigiani qualcosa di analogo, e quindi la valorizzazione delle storie dei borghi attraverso forme di spettacolo. Sarebbe esportabile in qualsiasi regione del nostro paese, perché ovunque ci sono racconti di mistero, ci sono castelli, rocche e luoghi che celano qualche leggenda, qualche storia, no? Su questo senza dubbio, nel senso che il nostro paese, per varietà e per ricchezza di paesaggi, di luoghi, di storia, potrebbe replicare all'infinito questo format. Noi in Veneto, appunto, a 13 anni di distanza, di edizione in edizione, riusciamo a proporre storie nuove, non ogni anno ovviamente, perché non avrebbe senso, no? Sì. Come dire, cercare tutti gli anni delle storie diverse. Alcune storie e alcune iniziative ci vengono addirittura richieste dal pubblico, cioè sono spettacoli così belli che le persone di anno in anno, se non tornano a vederli, vengono a vedere quello spettacolo che negli anni è diventato in qualche modo un classico. Ma di anno in anno noi sperimentiamo, conosciamo, impariamo cose nuove. Una delle peculiarità di questa edizione del 2021, iniziata, cioè messa in atto nel 2020, è anche come dire, una colonizzazione importante del web, nel senso che lo scorso anno eravamo pronti per partire con un'edizione in presenza, così come abbiamo imparato a dire in quest'ultimo anno, e invece le restrizioni imposte dalla seconda chiusura ci hanno impedito di realizzare la grandissima parte degli spettacoli in presenza, ma non ci siamo scoraggiati e abbiamo studiato veramente in 4-4-8 un sistema quotidiano. Questo si deve in gran parte a una persona che si chiama Roberto Frison, che è un grande conoscitore di storie venete, è un grande appassionato e anche, devo dire, un grande showman, che per un mese intero ha condotto il cosiddetto Almanacco del Mistero. L'anno scorso quindi il festival si è fatto, lo abbiamo portato nelle case, e quest'anno, forti di questa esperienza e del fatto che tutti noi siamo stati costretti in qualche modo a utilizzare questi nuovi sistemi di comunicazione, no? Gli stessi con cui vi sto parlando in questo momento a distanza, abbiamo deciso di replicare l'almanacco, che però avrà cadenza settimanale.
L'almanacco andrà in streaming sui canali social del festival ogni venerdì sera alle 21, tirando la volata agli eventi del fine settimana, perché il festival è vero che dura 40 giorni, ma la stragrande maggioranza dei suoi avvenimenti prende vita nel corso dei fine settimana. Perfetto, arriva fino all'Immacolata sostanzialmente. Più o meno, di solito finiamo nella prima domenica di dicembre tradizionalmente, in questo caso il 5 dicembre. Ma c'è un perché, c'è una ragione sempre legata a fatti, leggende o questioni così, oppure è stata una decisione tecnica? È sostanzialmente una decisione tecnica, la Regione attraverso gli assessorati, in genere noi abbiamo avuto a che fare con diversi assessorati nel corso degli anni, a partire da quello al turismo per passare a quello alla cultura. Per esempio in questi ultimi anni ci segue molto da vicino e ci tiene molto da conto, e di questo lo ringraziamo, l'assessore Corazzari, ma anche quello all'identità veneta. Fu deciso a novembre perché novembre è un mese di poco movimento in realtà, e quindi sommare il festival a avvenimenti che prendono vita a settembre, per esempio, no? un po' ovunque, diventava non problematico, ma diventava veramente un surplus. Oppure durante l'estate, no? Quando tutte le località promuovono iniziative così volte a valorizzare le località stesse, sia verso chi ci abita, ma verso anche chi viene in visita. Novembre ci è sembrata una buona idea, e devo dire insomma che qualche titubanza c'era, ma poi alla fine si è rivelata assolutamente vincente. Noi siamo riusciti a fare degli spettacoli in pieno novembre, degli altopiani in montagna, nei quali le persone arrivavano ovviamente attrezzate, no, vestite bene, con scarponcini, piumini, coperte, cuscini, e siamo riusciti a fare degli spettacoli vicini alla lirica, per esempio, con 6 mezzo soprano che cantavano dentro il bosco impersonando delle anguane, no? Che sono questi esseri legati soprattutto all'acqua nel nostro immaginario regionale, che secondo alcune versioni delle leggende che le riguardano hanno insegnato agli uomini la disciplina del canto. Ecco, siamo riusciti a fare delle cose onestamente molto belle, ecco, a riscoprire storie che riguardano i luoghi, perché tante storie correvano il rischio di essere dimenticate, venivano solo raccontate, ma chi racconta più storie, no, agli altri? E quindi le persone si sono messe a caccia di storie. Quello che io ho fatto negli ultimi 30 anni, soprattutto su Venezia, è stato replicato anche da altri sui territori, e devo dire che è stato molto bello. E siamo andati addirittura oltre, perché qualche anno fa abbiamo proposto un concorso riservato a quei veneti di seconda, terza, quarta generazione che vivono all'estero, no? Dall'Australia agli Stati Uniti, dal nord Europa al continente africano, e abbiamo chiesto loro di riproporci le storie dei nonni. Che bello. E ne è saltato fuori un libro, che poi un PDF, che poi è stato distribuito gratuitamente. Abbiamo fatto un concorso, e alcune storie che nei luoghi stessi di origine, dal vicentino al veronese al trevigiano, erano state assolutamente dimenticate, sono ritornate a casa, perché le comunità che vivono all'estero, non solo le venete chiaramente, no, ma qualsiasi emigrante tende a tenersi più stretto, no, le tradizioni, le usanze e anche i racconti. E anche questa intuizione, insomma, ci ha permesso di recuperare una piccola ma significativa parte di quel patrimonio immateriale che sono le storie che ci riguardano. Bellissimo. Allora ci interrompiamo un attimo, poi dopo la pubblicità parliamo anche con l'avvocato compagno, però Alberto resta con noi naturalmente, perché dopo ci facciamo interagire ancora dopo, quindi abbiamo ancora da parlare insieme. Pubblicità, pochi secondi, restate con noi.